Beh, l'arte ormai è diventata soltanto problema di valori economici, cioè ogni artista si sente depresso perché, perché punta al successo, come se il fine dell'arte fosse il successo. Io faccio sempre l'esempio del gol. Nel gioco a calcio non è la palla che conta, ma il gol, che quando avviene è un miracolo. Lo straordinario mondo di Maria Lai, artista bambina, scomparsa nel 2013 a 92 anni, sperimentatrice curiosa e perennemente incantata dalla poesia, dalla natura, dalle favole, trova spazio nella Stazione dell'Arte e nell'intero paese di Ulassai. La Stazione dell'Arte è un museo di arte contemporanea dedicato all'opera di Maria Lai. Nasce nel 2006 a seguito di una donazione di oltre 140 opere dell'artista Maria Lai al suo paese natale ed rappresenta il progetto più ambizioso dell'artista, avviato nel 1981 con l'operazione collettiva di legarsi alla montagna. Da quel momento Maria Lai ha la possibilità di progettare tutta una serie di interventi nel suo paese che appunto oggi risulta un vero e proprio museo a cielo aperto. Maria Lai con il suo sguardo, con la sua arte, ha plasmato il paese di Ulassai ed è riuscita a dare appunto un'identità molto forte, e questo dobbiamo assolutamente pensare che è un qualcosa di straordinario. È un qualcosa di straordinario perché Ulassai è un paese di 1400 abitanti, è un paese che appunto ha dedicato un museo a un artista in vita, una cosa praticamente un unicum anche in questo caso, perché generalmente le istituzioni museali nascono sempre con la scomparsa dell'artista. Invece è proprio una collettività che riconosce Maria Lai, che riconosce il lavoro di Maria Lai, però appunto la Stazione dell'Arte è un museo che viene fondato da Maria Lai, che Maria Lai ha un ruolo attivo in questo museo perché lei era presidente onorario a vita e quindi è rimasta 7 anni presidente onorario a vita, e quindi ha contribuito a dare un'identità molto forte a questo luogo. A Cagliari, Salvatore Cambosu, il suo insegnante di italiano, autore di Miele Amaro, per primo ne scopre la sensibilità artistica. Grazie a lui, Maria conosce la poesia e apprezzerà il valore del ritmo delle parole che portano al silenzio. Non importa se non capisci, segui il ritmo. Il mio rapporto con Camboso è stato fortissimo, prima di tutto perché quando avevo 12 anni ero sua alunna, non avevo fatto le scuole elementari e non sapevo ancora leggere bene. Lui si impegnò a insegnarmi a leggere, facendomi leggere solo poesie. E mi diceva: non importa se non capisci, segui il ritmo. E questa è stata la più grande lezione della mia vita. Per Maria Lai diventa una sorta di rivelazione. Il mondo della poesia, che per Maria Lai costituisce la forma più alta dell'arte, e così riesce a convincere il padre di sostenerla negli studi, e così nel 1939 Maria Lai si trasferisce a Roma e frequenta il liceo artistico. Dopo scoppia la guerra, quindi Maria Lai si trova nella difficile situazione di non poter tornare in Sardegna, quindi la famiglia le suggerisce di andare da dei parenti che avevano a Verona, però poi da Verona Maria Lai in realtà in autonomia si trasferisce a Venezia, dove si iscrive all'Accademia di Belle Arti. Lì ha la possibilità di frequentare le lezioni di Arturo Martini, che all'epoca era uno dei più grandi scultori italiani, in un periodo in cui le donne assolutamente non avevano un futuro nell'arte. E lui apparteneva a una generazione che ancora non dava spazio alle donne nell'arte. Nella mia generazione, se una donna non aveva un marito o un qualunque uomo che la proteggesse, che fosse il fratello, anche l'amante, non aveva diritto a esistere.
non aveva dignità, era solo una povera zitella. I miei genitori mi dicevano: se continua così non troverai marito. Quando nel 1943 Maria Lai torna a Cagliari e la trova praticamente distrutta, Cagliari era stata bombardata, inizia ad abbandonare un po' anche lei l'idea di proseguire nel mondo dell'arte. Però di nuovo Maria Lai, grazie alla frequentazione con Salvatore Camboso, che era stato appunto il suo maestro di italiano e latino, quello che ad esempio non riuscivano a intravedere altri esponenti della cultura italiana, invece Camboso lo vedeva per Maria Lai. Lui mi diceva: no, tu devi partire. Ecco, la cosa straordinaria è che era di una capacità di profezia proprio. E così Maria Lai, appunto, intorno alla metà degli anni 50 si trasferisce nuovamente a Roma e riprende il suo percorso artistico. Nella seconda metà degli anni 60 Maria Lai inizia a sperimentare, appunto, anche consapevole di quelle che erano le recenti tendenze che nello scenario artistico italiano si andavano comunque diffondendo. Maria Lai, pur non partecipando espressamente a nessun tipo di corrente, ritrova delle affinità con l'arte povera e quindi dà vita a questa serie di telai che espone nel 1971 alla Galleria Schneider di Roma. Ma sicuramente il momento più significativo, anche per volontà e anche per stessa missione dell'artista, è l'episodio di Legarsi alla montagna. Io volevo fare qualcosa intanto che fosse nuovo in questo senso, che non avesse un autore e non chiedesse finanziamenti, una cosa nuova. Allora, autore doveva essere tutto il paese. Quindi si ricorda che a Ulassai è presente da tante generazioni una leggenda che viene raccontata a tutti i bambini e che appunto è questa leggenda che vede questa bambina che viene mandata a portare da mangiare ai pastori, scoppia un fortissimo temporale e quindi si rifugia in una grotta. Arriva lì e si rifugia con i pastori e guardano fuori lo spettacolo della bufera. Vedono cadere sassi con la pioggia e tutti tremano. A un certo punto, portato dal vento, passa un nastro celeste. E per i pastori era nulla che un nastro, che ce ne importa, un momento di pericolo. E forse non era un nastro, forse era un fulmine. Ma la bambina invece, capace di stupore, fugge dietro il nastro. Va nella direzione del nastro e in quel momento frana la grotta e muoiono greggi e pastori. Ecco, per Maria Lai questa leggenda si trasforma nella metafora perfetta dell'arte, perché lei dice l'arte è come quel nastro celeste, sembra qualcosa di inutile, sembra qualcosa di frivolo, no? Non sostiene, però può dare una via di salvezza. E perciò leghiamoci tutte le case una all'altra con un nastro celeste. E quindi lei propone quest'opera in cui lei dice: ci leghiamo tutti, come quando si ha paura e ci si tiene per mano, no? E ci leghiamo alla montagna, per scongiurare il pericolo di altre frane e chiedere pace alla montagna. Sono state tagliate strisce di 15 centimetri, lunghe quanto tutta e sono stati ricavati 26 chilometri di nastro, distribuiti a tutte le case, alla mia famiglia, il suo nastro per legarsi. L'8 settembre del 1981, a un segnale convenuto, un razzo che viene sparato in aria a simboleggiare quel nastro celeste della leggenda e della bambina, tutte le case nel giro di un'ora si legano con 27 km di nastro celeste. 3 scalatori giunti da Cagliari porteranno poi il nastro fin sulla cima della montagna e quindi in quel momento si compie quello che Filiberto Menna, che è l'unico critico che all'epoca aveva veramente intravisto in Legarsi alla montagna una operazione di grande importanza e di grande rilievo anche per la storia dell'arte contemporanea, dove dice: forse per la prima volta l'arte è riuscita laddove la politica e la religione hanno sempre fallito. La parte più interessante, a mio avviso, è la consapevolezza
di Maria Lai, e questa si vede molto bene in un'intervista che Maria Lai rilascia per un servizio della RAI del 1981, in cui Romano Cannas, che era appunto un giornalista, le fa una serie di domande e Maria Lai da subito vede proprio Ulassai già nel 1981 come una metafora del mondo, minacciato da frane, e dice Ulassai è metafora del mondo perché è minacciato da frane. E il mondo è minacciato da frane universali. E quindi con questa idea di fare un'operazione che non sia rivolta al paese, ma un'operazione che possa veramente valicare i confini e comunicare sicuramente a un pubblico più ampio, che è quello che poi è successo, perché Legarsi alla montagna oggi è un'opera internazionalmente riconosciuta e apprezzata. Molti mi chiedono perché fai queste cose assurde. L'arte fa sempre cose assurde. Non c'è un perché. Per esistere. L'arte sembra un nulla, come l'aria, ma è indispensabile all'esistenza.